Ciao Walter. Buonasera a tutti voi. Ti ringraziamo perché insomma sappiamo che c'è gran lavoro da fare, che Roma arriva alle Barbera tra squalifiche, l'altra tegola di Juan, 50 giorni di prognosi, lesione del legamento, insomma piove sul bagnato? Beh, arriva una Roma un po' sofferente naturalmente per i risultati, per la situazione contingente, però onoreremo la partita, la faremo bene, la faremo al meglio delle nostre possibilità. Questa Roma con questo progetto Luis Enrique che continua ad andare avanti nonostante tutto, è anche questa la forza di una società, Walter? No, la forza intanto è nell'animo e nella testa del nostro allenatore Luis Enrique, che è un ragazzo giovane, propositivo, un ottimo allenatore. E non è fortunato in questo momento, ma questo non può rappresentare un'ostativa per andare avanti con lui. Naturalmente è un momento di grandissima difficoltà per noi, perché siamo reduci da due partite non belle, quella di Bergamo in particolare, poi il derby, che insomma c'è dei contenuti talmente particolari che voi sapete perfettamente, perché apprezzate, conoscete il valore di un derby quando lo giocate con l'Incatania e quando lo giocavamo con l'Incatania, perché il mio ricordo di Palermo è piuttosto fresco. Una domanda per te da Massimo Norito di Repubblica, Walter. Ciao Walter, innanzitutto un piacere sentirti. Intanto saluto tutti lì, non so chi è presente. Però, Salvatore Geraci, Massimo Norito, Paolo Vagnini, Ignazio Arcoleo, tre tifose del Rosanero Gers, insomma, e poi tutto lo staff di Rosanero. Insomma, ci sono i migliori. Io ho accettato il collegamento, lo sai che c'è un grande problema qui, probabilmente mi si crea di comunicazione in generale, ma ho voluto intervenire perché intanto saluto tutti voi. Ciao, Poi voglio veramente affettuosamente salutare tutti i tifosi del Palermo. Domenica saremo avversari, ma insomma di Palermo ho un ricordo straordinario, è stata un'esperienza molto molto bella nella mia vita. Senti Walter, volevo chiederti, il progetto Luis Enrique a Palermo quanto sarebbe durato? Scusate, sarebbe forse durato un po' meno, non lo so, però bisogna sempre contestualizzare, no? Enrique Palermo forse non era proponibile alla Roma e a quella Roma di un anno fa, di 8 mesi fa, era proponibile, quindi sono situazioni molto diverse. Poi naturalmente il Presidente insomma può darsi che qualche risultato non l'avrebbe accettato. Paolo Vagnini, Corriere dello Sport, Walter. Ciao Walter, allora se siamo in ballo balliamo. Senti, ma quali caratteristiche deve avere un direttore sportivo per funzionare con Zamparini? Deve abbozzare sempre oppure invece deve avere ogni tanto la forza di imporre un'idea e quanto riesce a farla mantenere quest'idea? No, non è così, non deve abbozzare sempre, deve essere leale con Zamparini. Zamparini ha in urto comportamenti deviati, ma la lealtà e l'onestà non solo la sopporta ma la richiede. Naturalmente è sempre difficile interagire con lui perché insomma diventa improbabile o molto difficile difendere l'allenatore in alcune circostanze, però Zamparini ha portato il grande calcio a Palermo e vi dico che nel triennio, quasi triennio che ho fatto con lui, io ho potuto apprezzarne una straordinaria qualità umana, delle doti di conoscenza, di sensibilità che sono difficilmente riscontrabili in altre persone. Poi lui fa il presidente come meglio ritiene, a volte le cose si inceppano. Walter, Salvatore Geraci, ciao. Senti, tutti dicono che Zamparini sia un grande conoscitore di pallone, lo hai ammesso tu adesso, ma allora perché licenzia tante volte l'allenatore? Qual è il suo scopo? È quello di essere sempre lui il protagonista o è quello di dare stimoli alla squadra? No, lui non sopporta la sconfitta senza colpevoli, questa è la prerogativa di Zamparini. D'altronde il calcio invece propone questo risultato ricorrentemente, è uno dei 3 risultati che si possono realizzare, no? E quindi a volte lui ragiona anche sulla base di una sua sensazione, magari ritiene che si potrà perdere anche la partita dopo, lui fa sempre i conti con la classifica e la sua prima
istanza, la sua prima necessità è quella di tenere il Palermo per sempre in Serie A, una quota di classifica più che dignitosa.